Me la sono vista brutta, ma soprattutto perché quando hai due bambini in macchina e succede quello che è successo e senti e vedi anche la voragine senza fondo che si è creata sulla strada, si può capire che poteva andare veramente male. È ancora scosso per lo scampato pericolo, come non comprendere lo shock del giorno dopo di un Bond che macina ogni giorno chilometri su chilometri lungo le strade del Veneto e che ha rischiato la vita su quelle di casa. È una voragine di dimensioni spaventose quella che si è aperta subito dopo il passaggio della sua auto. C'è stato un grande boato e di fianco subito dopo è passato un bus che ha rifatto i fondi perché ha grattato quei fondi e è scoppiata anche una gomma. A causare il cedimento della carreggiata, l'erosione di un torrente coperto dalla nuova viabilità. Dicevano gli abitanti del luogo che anticamente passava un fiume sotto lì e la natura si è ripresa lo spazio che probabilmente aveva una volta. Ha scavato sotto? Scavato sotto e portato fuori il materiale. Aveva mai visto una roba del genere? No. Il dirigente di Veneto Strade conferma che la voragine è stata causata dall'erosione del torrente. Alla presenza sotto di un corso d'acqua che era stato tombinato e probabilmente c'è stata una perdita e da questo buco nella struttura è uscito ed è fluito tutto il materiale perché il materiale non è più lì. Pesanti disagi al traffico regolato in zona da Polstrada e Protezione Civile, ma anche stavolta fortunatamente è andata bene. È andata bene, sono qui a parlarne, però bisogna veramente monitorare bene le strade e l'ambiente perché rischi di questo tipo ce ne saranno ancora molti.